Amici di Venezia che Passione, ben ritrovati. Nuovo appuntamento, nuova puntata. Quest'oggi parleremo dei gatti di Venezia. I gatti di Venezia, ise particolari, ise fureghini, vuol dire che sono particolari e furbi, sì, e hanno salvato anche Venezia. Ci sono parecchie storie, tantissime storie che raccontano dei nostri gatti. Hanno una marcia in più rispetto a tutti gli altri e scopriremo il perché. Venite con noi, seguiteci e scoprite il tutto con Venezia che Passione. Andiamo, via! Amici, nuovamente ben ritrovati. Qui siamo sempre all'interno della libreria Acqua Alta, però con la nuova puntata, quella dedicata ai gatti di Venezia. I gatti hanno un'importanza strategica fondamentale, importante nei secoli per Venezia centro storico. E siamo qui di nuovo coadiuvati, aiutati da Alberto Tosofei, il nostro scrittore e saggista, che ci è venuto a spiegare perché i gatti di Venezia hanno così grande importanza, soprattutto rispetto a quelli degli altri mondi, cioè del mondo ovviamente e a quelli degli altri continenti. Tra Venezia e i gatti è una bella storia, peraltro appunto, i gatti del mondo sono venuti a Venezia. I gatti del mondo che sono venuti qua? Più o meno dell'area mediterranea, medio orientale soprattutto. Certo. E i gatti erano fondamentali nelle navi, no? Perché ovviamente catturavano i topi che... abbiamo Dominique. Dominique è la nostra gattina. Dominique, vieni! Ma possiamo continuare a parlare. Sì, assolutamente. Perché si occupavano di catturare i topi che mangiavano le merci. Quindi i veneziani li prendevano dai vari porti, dall'Egitto, come dalla Terra Santa, li caricavano sulle navi, poi li mollavano in città. Fino a alcuni decenni fa era possibile trovare a Venezia dei gattili che avevano ancora i gatti egiziani, quelli con la testina triangolare, sì, certo, insomma. Certo. Il gatto poi è iconico perché Corto Maltese sta a Venezia con i gatti, perché certo, le foto sono i degni dipendenti e rappresentanti del leone alato. Bravissimo. Chioggia ne ha fatto anche un esempio, la città di Chioggia ovviamente. Sì, però non andrei a Chioggia dopo aver detto questa cosa. Ok, mi scuso con gli amici di Chioggia, mi scuso assolutamente, ma era una battuta. Alberto, era una battuta. Hai ragione, certo, però, hai ragione. Amici di Chioggia, ciao. Da un certo momento in poi prendono dei gatti che sono un po' selvatici e sono particolarmente abili a catturare i topi. Peraltro non si parla di peste. In questo momento, sebbene noi oggi sappiamo che la peste viene trasmessa dalle pulci del ratto, sì, all'epoca non si sapeva, era solo una questione proprio di preservazione, ecco, di merci e cibi sulle navi. E prendono questi gatti un po' selvatici che vengono dalla Siria, che all'epoca era chiamata Soria. E sono i famosi soriani. Il gatto soriano viene appunto da quell'area della Siria e in generale i soriani, una volta utilizzati, venivano, come dire, liberati in città, ma alcuni di loro hanno avuto dei destini invece diversi e particolari. Pensate che nel corso dell'Ottocento c'era un soriano molto famoso che si chiamava Ninni, che era il gatto del caffè dei frari, il caffè Toppo dei frari. Ah, certo. Che era un caffè, insomma, anche molto rinomato. C'era il titolare con le 3 figlie che aveva questo gatto, e questo gatto, per qualche motivo che noi oggi non conosciamo, era famosissimo. C'era perfino un libro degli ospiti in cui chi veniva per vedere il gatto del caffè Toppo dei frari lasciava la sua firma. Fantastico. E questo registro da un certo momento in poi ospita anche la firma di Alessandro III, zar di tutte le Russie. Oh, mamma mia. Perché fa una visita all'archivio di Stato che è lì di fronte e poi gli parlano di questo gatto e lui è curioso, vuole vedere questo gatto. Quando muore questo gatto nel 1854, non solo gli fanno il funerale, insomma, ma coniano una medaglia, no, e ci costruiscono delle poesie. Facciamo un passo indietro, perché c'è un altro soriano, forse una soriana, nel senso che non è mai stato, diciamo che le fonti sono discordi sul sesso, che ebbe una grande celebrità, perché era la gatta prediletta del doge Francesco Morosini. Francesco Morosini, il peloponesiaco, esattamente, che riconquistano gran parte della Grecia ex veneziana, il doge combattente, all'impero ottomano, fra parentesi fa saltare in aria il Partenone, ma questo è un dettaglio, insomma, su cui sorvoliamo. Assolutamente. E d'altronde ci avevano messo le polveri per sparare, quindi insomma è saltato in aria anche per quello. Mamma mia. Ma
Lui, che era un po' misogino, non si sposò mai, era attaccatissimo a questa gatta, e quando la gatta muore lui la fa mummificare, e ancora oggi la gatta del doge Francesco Morosini si trova a Venezia nel Museo di Storia Naturale, e dentro la sua teca è stata mummificata con un topo anch'esso mummificato tra le zampe. La cosa curiosa è che lo stesso Morosini fu mummificato, perché ripartì per la guerra, morì proprio nel Peloponneso a Nauplia, e per riportarlo a casa lo mummificarono, quindi è anche una storia di gatti e mummie. Con due aneddoti sui gatti. Vai Alberto. Il primo è un gatto che, a seconda delle versioni della storia, che è più vicina alla leggenda, morì, fu l'unica vittima, oppure l'unico superstite del crollo del campanile di San Marco nel 1902. Il Barone de Casa. Esatto, perché come è noto crollò, collassò su se stesso, non fece vittime, perché umane quantomeno. Ringraziamo Dio assolutamente. E alcune cronache dicono che l'unica vittima fu il gatto del custode. Alcune altre cronache però dicono che invece il gatto fu estratto vivo dalle macerie, quindi noi crediamo più alla seconda versione. Bravissimo. Non così fortunati invece furono due gatti che nei primi giorni di aprile del 1957 svegliarono alcuni abitanti di una casa di San Polo. No? C'era una signora in particolar modo che era infastidita, no? Dai miagolii insistenti di questi due gatti, che erano due gatti che abitavano in quella casa, e però affacciatasi si accorge che i gatti miagolano, stanno sul tetto e miagolano perché tutta la palazzina sta prendendo fuoco. Quindi lei stessa urla, esce, chiama tutti gli altri inquilini della palazzina. Sono 10 persone che escono in strada e quindi hanno salva la vita grazie ai gatti, che sono gli unici che ai loro ci rimettono la vita, perché ne scoppia un incendio che i vigili del fuoco riescono a domare solo dopo moltissime ore, ma loro in un colpo solo perdono tutte le loro 7 vite, e quindi hanno salvato delle persone ma hanno perso la vita. Guarda Alberto, ci hai illuminato come sempre. Io ti ringrazio anche per essere stato qui con noi, di averci aiutato e coadiuvato con la puntata qui a Venezia che Passione con i gatti di Venezia. Alberto, grazie davvero. Ringraziamo anche Dominica, che è stata Dominica, la nostra ormai esperita Dominica, deve essere andata da qualche parte qua in libreria. Alberto, grazie davvero, e alla prossima ovviamente con le tue ultime uscite, fatiche letterarie. Grazie ad Alberto Tosofei. Grazie Alberto, grazie mille, grazie davvero. A Venezia che Passione, siamo qui alla libreria Acqua Alta, in una gondola, un gondolino, so sentà qua tranquillamente, sono seduto tranquillamente che mi sto rilassando, perché qui alla libreria Acqua Alta si sta bene, si sta molto molto bene. Allora qui in gondola devo dire che ho avuto qualche problemino all'entrata, i ragazzi dell'equipe della troupe qui mi hanno preso un po' in giro, perché dondolavo col mio peso importante, dondolavo da destra a sinistra e non riuscivo a stare in equilibrio. Casomai se vado in acqua, ragazzi, recuperatemi voi, se vado in acqua, Francesca, Sergio, Stefano, mi recuperate voi. Allora amici, qua si sta davvero bene, qua in questo gondolino si può fare sicuramente anche una pausa caffè, una pausa pranzo, e perché no, dialogare, parlare, condividere con tante altre persone questa magnifica libreria. State con noi perché non finisce qui. Per Venezia è sempre bello passeggiare e scoprire nuove cose, nuove storie. Ne abbiamo sentite di tutti i colori anche sui gatti di Venezia, i gatti di Venezia, i gatti nostrani che hanno una marcia in più. Sì, ce l'hanno raccontata, ma siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con Venezia che Passione. Vi ringrazio già con un bacione, e non potevano mancare i versi poetici in libertà di Enzo Savarese qua sui gatti di Venezia, i gatti di Venezia. Attenzione! I gatti de Venezia, con tutte sostrasse, i gira in lungo e in largo, anche per cae dei rasse. Forti, svegi, fureghini e bei, i sa ciapare anche i battei. I fa una bea allegria, e guai se i mancasse. Perché se no, saria una bea compagnia.
Amici, grazie ancora per averci ascoltato e guardato. Un bacio da Enzo, alla prossima. Ciao!